Ancora un'aggressione ai danni di un conducente, in quest'ultimo caso donna, del servizio di trasporto urbano di Arriva Udine. La conducente, impegnata sulla linea urbana numero 10, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata accerchiata e aggredita da un gruppo di ragazzini dopo un diverbio. I motivi alla base della discussione non sono ancora chiari. Il tutto sarebbe iniziato con un acceso scambio di parole, degenerato poi nell'aggressione fisica. Sarebbe stata colpita mentre a bordo del mezzo erano presenti anche alcuni passeggeri, accompagnata al pronto soccorso di Udine per ricevere le cure del caso. Interviene la FIT CISL, il segretario regionale del sindacato, Antonio Pitelli, da noi contattato, così risponde. È un'emergenza che noi abbiamo già più volte segnalato e anche denunciato, e questo aumenta gravità alla gravità. Effettivamente erano più sporadici ultimamente, però il fenomeno non si è mai calmato. Lo stesso ci tiene a sottolineare come il dialogo e il lavoro svolto in sinergia tra sindacati, aziende e coordinamento delle forze dell'ordine sia aperto e chiaro per garantire ai dipendenti la massima sicurezza sul posto di lavoro. Allora, tempo fa, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto insieme al prefetto, le aziende e anche tutti i rappresentanti della sicurezza, erano stati fatti molti passi avanti con il servizio d'ordine a bordo dei mezzi, nelle stazioni dove si raccoglievano più persone, però probabilmente questo non basta. Quello che abbiamo chiesto noi è che ci sia una formazione adeguata anche verso il personale per sapersi comportare in modo tale da poter non essere soggetti a questo tipo di violenze, però anche questo non basta, perché quello che abbiamo notato è che ultimamente le aggressioni sono fatte da gruppi di persone, non più da persone singole, quindi serve un passo in più rispetto a questo tipo di fenomeno.